Senza filtri. Va ora in onda Potere al Popolo. Vai, 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 che sono le 11 e Sammy Varin ritorna. Buongiorno, ben ritrovati RL Radio Libertà. Nell'ultima ora di Potere al Popolo con Sammy Varin, ospiti targati Lega per commentare le notizie del giorno, per prevedere che cosa succederà oggi. Prevediamo nel Consiglio dei Ministri quale scelta sull'argomento immigrazione verrà mai presa. Ne parliamo tra poco. Il tempo di Tornado. Senti come pompa questa canzone di Osvaldo Supino, Tornado. Lui arriva da Torre Maggiore, Foggia, è l'artista italiano indipendente più premiato e riconosciuto all'estero. Ullala! Bravo Osvaldo Supino, è davvero un tornado anche di WhatsApp che sta arrivando qui al 340 6709 659. Lo so, volete che io senta il vostro umore del giorno. Siete incacchiati neri? Qualcosa me lo dice. Tra poco arrivano i vostri WhatsApp, il tempo di Carrà con Segui la Lega. Qui Parlamento. Desidero innanzitutto ringraziarla per la sollecitudine con la quale si è presentato oggi nella nostra Assemblea per aggiornarla sui più recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente ed in particolare nel Libano meridionale. Abbiamo naturalmente ascoltato con grande attenzione ciò che aveva da comunicarci. Per quanto è accaduto nei giorni scorsi è stato motivo di turbamento nella nostra opinione pubblica. Come è stato ricordato, il conflitto aperto dall'attacco terroristico di Hamas ad Israele si è ulteriormente allargato. L'Iran ha scagliato 181 missili balistici contro lo Stato ebraico
e nessuno sa quando e come il governo di Gerusalemme replicherà. Il fatto che in Israele siano stati schierati anche sistemi antimissilistici americani con il relativo personale addetto lascia tuttavia pensare ad una reazione che ci sarà certamente. Anche in campo terrestre si è aperto un nuovo fronte, perché le forze armate israeliane sono entrate nel Libano meridionale nel tentativo di liberarlo dagli Hezbollah, che lo usano per lanciare razzi contro il territorio israeliano. Proprio a causa della loro minaccia, il governo di Gerusalemme ha disposto lo sgombero di decine di migliaia di uomini e donne residenti nelle zone più settentrionali dello Stato ebraico. Persone che da tempo chiedono sicurezza e pretendono garanzie per poter ritornare nelle proprie case. Israele ha inizialmente utilizzato contro Hezbollah il proprio potere aereo missilistico, neutralizzandone il leader Hassan Nasrallah, e successivamente è iniziata un'offensiva terrestre. Soldati israeliani hanno attraversato il confine e stanno procedendo all'individuazione dei depositi di armi e dei rifugi in cui si nascondono i miliziani sciiti libanesi. Signor Ministro, la circostanza che lei sia qui oggi a rendere alla Camera questa informativa si deve ad un aspetto particolare e delicato di questa campagna terrestre delle forze armate israeliane, ovvero quelle che le ha portate a contatto con le basi dell'UNIFIL, la forza interinale delle Nazioni Unite schierata in Libano, alla quale partecipano con oltre 1000 soldati anche noi italiani. Il governo di Gerusalemme ci ha intimato di ritirarci più a nord, allo scopo di evitare il coinvolgimento passivo dei caschi blu nelle operazioni delle unità militari israeliane. 2 avamposti italiani sono stati purtroppo raggiunti e colpiti, riportando lievi danni materiali, e il governo italiano ha scelto di non arretrare. All'UNIFIL gli israeliani rimproverano il fatto di non aver onorato il proprio mandato, che contemplava la smilitarizzazione del Libano meridionale, e soprattutto l'accusano di essere divenuta, suo malgrado, uno scudo per i miliziani sciiti libanesi. È molto importante recuperare la freddezza, perché la nostra alleanza con Israele è un aspetto decisivo della nostra appartenenza al blocco occidentale che non deve essere mai messa in dubbio. Com'è altrettanto indubbio che ciò che Hamas ed Hezbollah hanno fatto e fanno costituisce un attacco all'Occidente e al nostro essere occidentali. Nel lontano 2006, all'atto di invio delle nostre truppe nel Libano meridionale, la Lega espresse forti dubbi su ciò che l'UNIFIL avrebbe potuto fare e si astenne. Temiamo di aver avuto delle ragioni. Perché per quieto vivere e per mancanza di condivisioni degli obiettivi in ambito internazionale, in questi anni l'UNIFIL è stata di fatto ibernata. Se tutto ciò poteva essere tollerato prima del 7 ottobre, dopo quella data è diventato insostenibile. In conclusione, è innegabile che la situazione è particolarmente difficile, soprattutto per chi si trova sul campo come i nostri militari, a cui siamo molto vicini. Ed in particolare per questo, signor Ministro, ci tengo a ringraziarla per il suo tempestivo e puntuale intervento, posto in essere già in concomitanza con gli avvenimenti che si sono verificati. E vorrei ricordare però ancora una volta che Hezbollah, Hamas e gli Houthi non hanno come obiettivo solo distruggere Israele, ma per loro il nemico è tutto l'Occidente. Quindi restiamo uniti nella lotta contro i terroristi. Qui
Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora una volta il buongiorno. Caro Sammy, qui bisogna cambiare paradigma. Clandestino non si entra. Basta con il fioretto, vai di spada. Oddio, finora veramente la spada la usano loro. Mattarella bacchettava i poliziotti che sono stati costretti a manganellare gli scalmanati che volevano assaltarli, mentre con quei magistrati che stanno attaccando il governo è molto mansueto, per non dire altro, scrive Clara. Buongiorno Varin, riguardo all'imbarazzante mail del magistrato ci sono commenti da parte del presidente dell'ANM, saluti Paolo da Vicenza. Se fosse stato uno della Lega a essere aggredito, questi signori avrebbero esultato perché se l'è cercata. Signor Varin, è dalle 7:30 che parla di migranti e giudici, ma dei veri problemi italiani niente. La sanità è meravigliosa, il reddito degli italiani è sempre più alto, ma basta con migranti e veda di leggere i veri problemi degli italiani. Francesco, oggi sui giornali proprio non se ne parlava. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E allora, uomini delle colonie padane, nella trasmissione Potere al Popolo di Sammy Varin, certo in versione piccolina perché abbiamo poco tempo, un'oretta scarsa, gli ospiti, gli appuntamenti da non scordare targati Lega, ma naturalmente anche le vostre telefonate in diretta allo 0292947222, i vostri WhatsApp, ne ho lì ancora una spatafiata, al 340 6709 659. Partendo però dagli appuntamenti da non scordare. Sì, quelli targati Lega, e ce ne sono tantissimi anche in questo periodo, soprattutto perché, bada ben, in questi giorni si festeggiano 2 anni del governo. E dai, ma scusami, di governo, Lega, centrodestra, questa sera il Green Pea, Lingotto di Torino, 2 anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre, un evento che si ripete poi anche sabato 26 alle 10 all'Auditorium Gaber di Piazza Duca d'Aosta a Milano, ma ve ne parlo tra pochissimo perché adesso abbiamo in linea un ospite a proposito di Lega, si chiama Jessica Bernardo Cidio. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao Jessica. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Prima di tutto Jessica, dimmi se ho detto tutto giusto, gli accenti eccetera. Jessica Bernardo Cidio, giusto? Esatto, bravissimo. Ok, perché anche a me mi chiamano Varin, no? Io sono Varin, ma non mi offendo mica, ci mancherebbe. Oh Jessica, tu sei militante della Lega a Milano, assidua e coraggiosa presenza ai gazebo e adesso ho letto su Instagram anche autrice, perché sabato 26 presenti qui a Milano la tua guida alla politica e prego il Francesco in regia di mostrare la foto del tuo librettino. Jessica, di cosa si tratta? Allora, vi spiego brevemente. Questa guida è nata in concomitanza al mio primo libro autobiografico, che è uscito l'anno scorso. Quindi praticamente si tratta di una guida dove io parlo appunto della mia esperienza nel partito per aiutare le altre persone come me che amano la politica a individuare il proprio partito e il proprio sogno su come ci si deve comportare, quali sono gli algoritmi, eccetera, eccetera. Ah, questo è bellissimo, attenzione. Quindi guida alla politica, ma non pensate che Jessica Bernardo Cidio voglia guidare verso la Lega in tutto e per tutto. Tu stai cercando di orientare l'ascoltatore verso la buona politica, ma soprattutto per cercare di capire qualche cosa in questo groviglio, soprattutto in Italia, che oggi la politica rappresenta, è vero? Esatto.
Sì. Cavolo, quindi è una guidettina che serve non soltanto al leghista celodurista, ma a chi vuole capire qualche cosa in più della politica. Quindi tu sei un ottimista alla fin fine, perché qua se intervisti qualcuno per strada e gli dici cosa ne pensi della politica italiana oggi, bisogna censurare normalmente quello che risponde. Sei ottimista? Diciamo abbastanza, sì, sì. Alla fine. Perché credo nelle ideologie della Lega, quindi credo in quello che fa di buono e in quello che si spera di buono, quindi forza e coraggio, andiamo a testa alta, questo voglio indicare anche nella guida. Bene, 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 allora andiamo d'accordo, perché anch'io nonostante tutto dico no, bisogna essere ottimisti, non bisogna arrendersi e soprattutto in momenti come questo di massima confusione nella politica, perché ce ne dicono di tutti i colori e non bisogna perdere la fiducia e dire cavolo, io ci credo e io vado avanti. Allora Jessica, l'appuntamento dov'è? Perché c'è un giorno che tu presenti proprio questo libro, se non erro, in quel di Milano. Quando e dove? Allora, ci troviamo tutti insieme il 26 ottobre 2024 in una sala comunale nella zona 8 di Milano, quindi l'indirizzo praticamente lo troverete sul volantino alle ore 21. E cavolo, e quindi come minimo è il caso di cercare su Instagram Jessica Bernardo Cidio, giusto? Esatto. Grazie Jessica. Allora, appuntamento con la tua guida alla politica con tanto entusiasmo, lo mettiamo tra parentesi, targato Lega. Grazie. Bene, grazie a voi. Ciao Jessica, ciao, avete sentito Jessica Bernardo Cidio. Prima di tutto seguitela su Instagram perché è una dura e pura della Lega, ma Lega o non Lega, una guida che spiega meglio la politica di questo strano paese decisamente ci vuole. Dai che sto per leggervi un po' di appuntamenti da non scordare, ma prima i WhatsApp, ne ho tanti qua, belli caldi, e se me lo inviate adesso al volo al 340-6709-659 ve lo leggo immediatamente, un vostro compendio alla giornata informativa di oggi sui quotidiani. Rizzo, chi mi tocca Rizzo? Non mi toccare Rizzo va bene come Crozza ma non di più. Se Salvini fosse condannato e si volesse fare una seria presa della Bastiglia italiana, vi partecipo anche io, scrive Mauro. Scusate, ma se volevo ascoltare Radio Radicale non mi sintonizzavo su Radio Libertà, vi pare? Oddio, io non c'ero, non sono stato, non mi interrogare più. Ho fatto la mia rassegna stampa, giuro, non ero a Radio Radicale, davvero. Sammy, loro stessi si erano mostrati quali bimbetti, che tenerezza. Luciana da Muggiò mi fa vedere una terribile foto che non vi racconto. Processo farsa, vogliono eliminare Salvini. Anche io ho votato per Salvini. Basta migranti. E ancora WhatsApp al 340-6709-659. Ancora una volta voglio far notare che le TV stanno boicottando la presenza della Lega in tutti i programmi di interesse politico e sociale. Che lo faccia Mediaset posso capire, 9 volte su 10. Che lo faccia la 7 notoriamente molto assidua quando c'è da dare notizie scandalistiche che poi vengono smentite. Ma che lo faccia la Rai anche con il mio canone non va bene. Io alcune reti non le guardo più, sono troppo di parte faziose, ma credo che la Lega debba farsi sentire. Non ho mai visto tanto in TV fra Toianni e Bonelli come ora. Poi c'è Tajani che appena apre bocca lo fanno sentire, poi tutti gli altri meno che la Lega, sperando in qualche notizia negativa. Beh, devo dirti, Diana, che della Lega hanno intervistato Matteo Salvini sul TG1 l'altra sera e sono tutti d'un incazzato che non ti dico, ragazzi, cioè perché hanno intervistato Matteo Salvini, che notoriamente non bisogna assolutamente intervistare. Io dico, ma cosa sta succedendo? Ma come mai? Misteri, apparizioni,
sparizioni. Buongiorno a Patarnello, Giovanni ha creato questo nuovo neologismo, è successo un Patarnello, ma chi sarà mai, è vero? Buongiorno a Mary. Mary, vi ricordate che qualcuno dichiarava che l'immigrazione irregolare era più fruttuosa economicamente dello spacciare le droghe tutti in generale? Ecco perché le sinistre, la Caritas, le Coop Rosse chiamano in aiuto i loro servitori nelle istituzioni pubbliche come giudici affiliati, CGL compagni di merende. È vero. Da Mary della Padania Giornalino, perché non rifate un altro giornalino con il titolo Radio Libertà per il Capitan Matteo? Bella idea, niente male. Ah, quando ci sarà l'astrologia, è vero, siamo così conciati male che bisogna chiamare l'astrologa domani, caro ascoltatore o cara ascoltatrice, domani prima di mezzogiorno vi prometto che chiamo l'astrologa, ne ho un urgente bisogno. Ancora WhatsApp, un onorevole da 15.000 euro al mese per 15 mesi che fa questi interventi testimonia il livello, ma chissà a chi si riferiva. Grande avvocato Schembri, felice di avergli stretto la mano a Brescia, non mollare mai. Fabio da Milano si riferiva naturalmente alla trasmissione del nostro condirettore Auto da Fe che arriva subito dopo la rassegna stampa. Devono togliere la legge che i ladri feriti o morti possano chiedere risarcimento. È assurdo. Voglio vedere cosa fanno negli altri stati. Gli italiani ostaggi dell'imbecillità della sinistra. E attenzione, a Verona quei poliziotti che hanno sparato, hanno ucciso quel malvivente, adesso devono pagarsi un avvocato, lo sapete bene, e probabilmente i parenti del malvivente chiederanno un risarcimento. Ci faccio su quello che vuoi. Buongiorno a tutti voi, un clandestino violento in meno, lo so, sono cattiva, per la Caritas un'entrata in meno. Sei cattiva forte però. Anche l'Italia non è un porto sicuro, mafia, fascisti, leghisti, perciò bisogna sbarcarli in tutta Europa a meno che da noi. Viva Matteo Salvini, non è un ipocrita, dice cose che tantissimi italiani la pensano come lui. E ancora, mamma mia, sono inondato di WhatsApp, giusto per smontare la leggenda che le nutrie distruggono gli argini dei fiumi. Le nutrie in natura non distruggono gli argini dei fiumi, scientificamente usano gli argini per costruirsi la casa. In natura nessun animale costruisce casa in un luogo che poi possa essere distrutto, a parte l'uomo, un animale talmente demente da costruire su aree usate dai fiumi da millenni. E così Luca ha smontato anche la teoria che le nutrie mangiucchiano pian piano il letto del fiume. A questo punto penso che dovrò chiamare veramente l'astrologa. Ciao Sammy, l'unica cosa che è stato capace di dire Mattarella è stata: non dovete avere scontri. Pazzesco, siamo sotto il fuoco incrociato, dobbiamo resistere. Il problema dei migranti, senza fare troppa pubblicità, potrebbero farli sparire da qualche parte, ovviamente. Dani, che cosa intendevi dire? Non ho capito. Vabbè, siamo sempre ottimisti. Ha ragione Mario, nonostante i disastri in Emilia-Romagna, grazie anche a una cattiva amministrazione, voteranno ancora a sinistra, perché sono sinistroidi fino al midollo osseo e sono masochisti. No, Anna Maria, sono sicuro di no. Vedrai che qualcosa si muove. Prima probabilmente ci sarà il non voto, dovremo passare anche da questo, vincerà ancora la sinistra, ma questi saranno ancora più incazzati. Cosa fai? L'astrologa adesso, Sammy Varin, ti sei messo a fare astrologia? Vedo, prevedo e stravedo. Buongiorno, bravo Sammy. Vorrei fare una domanda, ma la trasmissione delle 9:15 del lunedì della signora che parla di Milano è stata sospesa o spostata? No, Pina, la signora Carla, che io sappia, è passata con Antonino Danna la sera, ok? Questo te lo dico, e così è successo lunedì scorso. Prometto però che chiedo meglio in regia. Buongiorno a tutti voi, chiedo se è possibile sapere il nome del brano di Joe Paciello che avete trasmesso questa mattina. Vai, era Feeling Blue, Joe Paciello, DJ e produttore, ma veramente bravo, bravissimo, seguilo su Instagram e su YouTube, trovi tutte le sue produzioni, veramente. Diciamolo forte, il PD è contro l'Italia e contro gli italiani, sono anti-italiani, mi scrive Gino. C'è una chiamata 0292947222. Pronto? Pronto? Quella. Sì, sono Graziano da Gallarate. Ciao. Salve Sammy Varin.
Senti una cosa, allora prima di tutto vorrei vedere le cose nostre interne, quello che sta succedendo in Emilia Romagna. Ma io guarda, dico una cosa sola, speriamo che stiano zitti, sia quei due che uno l'ha mandato in Europa per non fare le figure, no? Il presidente della regione, e l'altro invece che era assessore proprio a quello che è, diciamo, all'ecologia e tutto il resto, e lì ancora a dire eventualmente che cosa devono fare, ma loro quando erano su a governare cosa hanno fatto? Che tu hai parlato della SET, qualcuno l'ha parlato a SET, è vero, è una televisione che fa schifo, perché una trasmissione rispetto a quello ha detto che anche con quello che ha detto il Presidente della Regione, ma il governo non ha dato i soldi eccetera, mentre sulla trasmissione di Giordano hanno parlato le persone che stanno soffrendo queste cose, ha detto ma i soldi a suo tempo c'erano, però non sono stati capaci di spenderli per utilizzare per fare queste cose, e hanno ancora il coraggio, e dico ho pena per il popolo, diciamo, dell'Emilia Romagna, che loro anche domani voteranno ancora queste persone, anche se hanno fatto questo disastro. Scusa l'arrabbiatura, però è così, è così, signor lì. Grazie. Grazie a te, ti capisco. Io voglio essere ottimista e che qualcosa stia cambiando anche in Emilia-Romagna, perché è gente veramente delusa da chi li governa, e non sto parlando del governo di Roma, perché lo hanno capito, qualcuno quegli argini non li ha puliti. A proposito di Lega, a proposito invece di Liguria, domani martedì 22 ottobre alle 15 all'hotel Bristol Palace di Genova, 2 anni di governo con i ministri della Lega e Marco Bucci. Attenzione, perché questi sono eventi che stanno riguardando un po' tutta l'Italia. Ad esempio, a Torino, questa sera, 21 ottobre alle 20:30, 2 anni di governo Meloni. L'Italia torna a correre. Questa sera, ore 20:30, al Green Pea Lingotto, via Fenoglietti, numero 20. E a Milano, sabato 26 ottobre dalle ore 10, 2 anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre. Un incontro a porte aperte organizzato dalla coalizione di centrodestra per parlare dei risultati di 2 anni di governo. Questo sabato 26 ottobre dalle ore 10, Auditorium Gaber, Piazza Duca d'Aosta. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Volevo dire due cose anch'io sull'alluvione che è avvenuta in Emilia-Romagna. A parte il fatto che quando arrivano migliaia di litri d'acqua non c'è argine e fognatura che tenga, però ricordo ai signori del PD, i PDioti, che quando la Lombardia nel febbraio-marzo del 2020 fu colpita per prima in Europa dalla cosiddetta pandemia da Covid, loro si avventarono come sciacalli sulla regione Lombardia, chiedendo il commissariamento della regione stessa. Quindi io adesso, per rendergli il favore, farei un bel intervento in Parlamento in cui chiederei il commissariamento di quella regione che millanta miracoli, ma in realtà poi è come le altre, se non peggio. Applausi a scena aperta, signori. Commissariamento della regione Emilia-Romagna. C'è ancora una telefonata, forse è caduta. Proviamo a tirare sul cursore. Pronto? Sì. Eccolo. Pronto? Ciao. Sono Gianni da Genova. Ciao Sammy. Vai. Guarda, è un momento che essere delusi è dir poco, perché basta vedere quello che è stato fatto anche con la finanziaria. Noi dobbiamo sempre andare dietro al pilota automatico, cioè diamo il voto, facciamo, brighiamo e poi le cose rimangono sempre come sono. Il discorso anche, per esempio, di quello che sta accadendo con la magistratura, ma ce lo ricordiamo Bossi cosa diceva ai tempi che furono? Ce lo ricordiamo che la Corte Costituzionale è composta dalla maggior parte di quelli del partito che hanno distrutto questo paese. E quando si va al governo non si fa niente. Questa riforma della giustizia è 2 anni che siamo lì e non si fa un tubo. Quando siamo andati a votare per quanto riguarda il referendum, no?
per la separazione delle carriere, che perlomeno almeno quello c'era, il signor Giuliano Amato, sempre di quella congrega, ha fatto in modo che non ci fosse la punibilità dei giudici, e all'interno anche nostro nessuno che ha protestato. E adesso ci ritroviamo che Salvini è sotto processo il 20 di dicembre, eccetera, che la Lega ha cercato di distruggerla a tutti i modi, come è successo anche col caro Laudati, Striano e compagnia cantante, e per fortuna che c'era Cantone, un magistrato un po' così, che ha visto le nefandezze che stavano facendo nei confronti della Lega. E qui ci vuole un po' più di pepe in culo, forse, è vero? Qualcuno vuole essere ancora più volgare e tirare fuori le palle, in senso figurato, naturalmente. A proposito di sanità, chi ci segue da Milano, questa sera, lunedì 21 ottobre, Milano, Viale Toscana 12, in Viale Toscana 12 a Milano c'è la sezione della Lega di Milano. Questa sera parliamo di sanità. La sanità in Lombardia. Questa sera, lunedì 21 ottobre, ore 21, Viale Toscana 12 a Milano, sarà presente la senatrice della Lega, Maria Cristina Cantù. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Grazie, ma non fate i complimenti a me, signori. Questi sono artisti indipendenti che non sentite da nessun'altra parte. Alistar Melville con Symphony on the Rain. Alistar Melville, scritto così. È un compositore, cantante e produttore da Worcestershire, Regno Unito, specializzato in musica classica, orchestrale, pop ambientale, colonne sonore. L'etichetta però è italiana, la Tilt, Symphony of the Rain. La trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube. Ci porta al Focus Toscana. Va ora in onda Focus Toscana. Una bella scusa per continuare a chiacchierare naturalmente delle notizie che ci sono quest'oggi sui quotidiani e naturalmente per parlare con voi, cari ascoltatori, chiamando 0292947222 o inviando un WhatsApp al 3406709659. Parlate insieme a Sammy Varin, ma anche all'ospite del Focus Toscana. Siamo in Consiglio regionale toscano dalla Lega, l'ex portiere campione del mondo con la nazionale nel 1982, consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli. Ciao! Buongiorno a tutti. Oddio, insomma, stiamo cercando di capire se alla fine è un buongiorno oppure no, perché mai abbiamo vissuto un weekend così denso di paura, di polemiche, di arrabbiatura, anche sul fronte, soprattutto sul fronte maltempo. Abbiamo visto un altro nubifragio ha colpito l'Emilia-Romagna, ma anche in alcune zone la Toscana, e ci stiamo chiedendo che cosa cavolo succeda. Ma attenzione, il cambiamento climatico, questo è assodato che qualcosa è cambiato, ma i cittadini, io sto leggendo adesso dal Corriere Fiorentino, Castelfiorentino in un fiume di fango dopo il maltempo, danni peggio del previsto. La gente comincia a stancarsi anche di una certa politica che fa lo scaricabarile, e qualcuno dice: oh, qui qualcuno non ha fatto ciò che doveva fare in Emilia Romagna, ma anche nelle zone della Toscana colpite dall'alluvione. Partiamo proprio da questo. Tu, Giovanni Galli, che frequenti tanta gente, che parli con molti cittadini, che cosa pensano di questo continuare ad arrivare acqua laddove era arrivata poche settimane fa? O semplicemente uno dice: vabbè, adesso avranno aggiustato, non succederà più. Non hanno aggiustato come si doveva? Non hanno pulito gli alvei dei fiumi, o semplicemente non hanno spostato laddove c'era tutto il materiale che andava portato via, lo hanno lasciato lì? Che accade, Giovanni? Purtroppo sì, purtroppo è tutta un insieme di dimenticanze, diciamo così, di dimenticanze, perché nel momento in cui l'anno scorso, soprattutto qui nella zona di Campi Bisenzio, c'era stata quella grande alluvione che tutti abbiamo subito, in quel momento si è pensato alla ricostruzione, giustamente, ai ristori, giustamente, ma non si è pensato che potesse succedere un'altra volta. E abbiamo visto che alcuni alberi dei fiumi sono stati ripuliti, ma se poi dopo i tronchi e gli alberi vengono lasciati sempre sugli argini, è logico che come arriva l'alluvione se li raccoglie tutti, li riaccatta tutti e se li porta dietro. Perciò sinceramente le difficoltà maggiori che i cittadini è che non sono ancora riusciti ad uscire, scusami il gioco di parole, dalle difficoltà dell'anno scorso, ci si sono ritrovati dentro. Certo, il tempo materiale non è stato molto. Io non credo che certamente andava fatto in precedenza, prima ancora della prima alluvione, perché i fondi c'erano, non sono stati utilizzati, non sono state fatte le casse di compensazione per eventuali appunto alluvioni, per cui credo che delle responsabilità politiche di chi guida la regione ci siano in abbondanza. Oltretutto, quando poi dopo
e qui mi riferisco all'anno scorso, ancora non ho letto niente di quello che è successo in questi giorni, ma l'anno scorso, quando il coordinatore regionale del PD, che era l'allora sindaco di Campi Bisenzio, l'assessore all'ambiente, la dottoressa Monni, che ancora ad oggi è addirittura assessore in regione, erano proprio di Campi Bisenzio, tutte e due si meravigliavano. La mia Campi Bisenzio, la nostra Campi Bisenzio, ci dovevi pensare prima della tua Campi Bisenzio e non aspettare che succedesse tutto quello che è successo e poi dopo andare a chiedere comunque sempre ristori, comunque sempre lo stato di calamità. È vero, ci sono delle bombe d'acqua che sono difficilmente comprensibili, ma ci sono, e allora bisogna abituarsi a queste bombe d'acqua, a quello che sta succedendo e cercare di fare più prevenzione. E soprattutto non fare lo scaricabarile che fa tanto male ai cittadini, perché sono lì che stanno spalando e si dà la colpa l'un l'altro a Roma o alla politica locale che risponde, sto leggendo dal Corriere Fiorentino, maltempo in Toscana, i sindaci alla regione, troppa burocrazia, non riusciamo a gestire le emergenze. E poi chiaramente la regione parla con lo Stato dicendo no, la colpa non è mia, che forse se ci fosse un po' di autonomia qualcosa si potrebbe muovere meglio e soprattutto qualcuno avrebbe un po' di responsabilità, è vero? Ma appunto, vedi, la medaglia che ha due facce, no? Da una parte la responsabilità, poi dopo a chi la diamo, e dall'altra parte smetteresti di chiedere contributi allo Stato. Pensa che qua il nostro presidente Gianni era stato tra i primi firmatari dell'autonomia e adesso è il primo oppositore, perché si sta portando avanti grazie al ministro Calderoli questa opportunità. Arriveremo al referendum? Non lo so, ma se dovessimo arrivare al referendum sarà ancora un altro segnale che il centrodestra ha le idee, che il centrodestra vuol fare qualcosa di importante per questa nazione. Stanno arrivando WhatsApp al 340-6709-659, ma se qualcuno di voi vuole anche entrare in onda, le linee sono aperte 0292947222 per parlare con Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega in Toscana. E certo, naturalmente, e volete sapere qualche cosa succederà quest'oggi in Consiglio dei Ministri. È chiaro, Galli non è un ministro, non è neanche un deputato, ma è un consigliere regionale di una delle regioni più attive per andare contro ciò che il governo sta facendo. Sono tornati o forse non se ne sono mai andati, scrive Giulio, i Palamara Boys. Prima Berlusconi, poi Salvini, adesso è la Meloni, il pericolo a cui occorre porre rimedio. Tra poco ne parliamo, ma intanto c'è una telefonata e la prendiamo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Sammy e il tuo ospite. Prego. Dal Veneto ti chiamo, dal Veneto. Ciao. Ma ragazzi, non bastano le idee o saper cosa fare, bisogna agire. Cioè, perché per esempio non cominciamo a chiedere come fa la SLAI il danno erariale per le mancate opere di bonifica che non sono state fatte nelle regioni attualmente sott'acqua. Ho scoperto ieri dai notiziari che addirittura nella città di Bologna hanno permesso di costruire tombinando i corsi d'acqua. Ma stiamo scherzando? Alziamo la voce anche noi, facciamo una manifestazione anche contro Mattarella, portiamo giù mille corriere, 10 treni carichi di persone che vanno a protestare contro l'ingerenza, il colpo di Stato magistrato contro la democrazia italiana. Non facciamo nulla? Siamo lì a dormire come al solito?
Grazie, è interessante anche questa tesi, Galli. E qualcuno altro mi scriveva questa mattina che a sinistra sono bravissimi a chiedere le dimissioni di questo, le dimissioni di quell'altro, ma per quello che è successo in Emilia-Romagna sul fronte maltempo, perché la destra non chiede le dimissioni di nessuno? Forse dovremmo cominciare anche noi ad arrabbiarci un pochettino. Un'altra telefonata, poi ti faccio rispondere. Pronto? Sì, ciao Sammy, buongiorno a Giovanni, sono il Walter. Prego. Era una domanda un po' generica, ma cosa avete combinato voi toscani per passare da Leonardo da Vinci a Brunelleschi a Renzi e Gianni? Qualcosa dovete aver combinato perché non succede nulla per caso. Grazie, ciao. Giovanni Galli, a te. Intanto alla prima telefonata credo che ci sia molta rabbia, no? Perché vediamo che alla fine è inutile allora neanche fare le elezioni se tutto ciò che il popolo italiano esprime, la volontà del popolo italiano, non viene poi dopo assecondata, ma c'è un altro Stato che comanda questo Stato. Perché io credo che siamo in una situazione veramente di grande imbarazzo. Allora, la nostra generazione in questo momento sta delegittimando qualsiasi cosa che appartiene alla normalità, voglio dire. La famiglia non esiste più, le istituzioni non esistono più, le forze di polizia non che non esistono più perché sono state delegittimate, sto parlando, perché vengono delegittimate. Adesso arriva la magistratura che delegittima anche il governo. Che cosa dobbiamo fare? Se questi signori pensano di dover fare qualcosa di importante per la nostra nazione, si candidassero, a quel punto hanno titolo e diritto, non perché uno ha studiato e si deve mettere contro tutto lo Stato o contro chi in questo momento sta cercando di dare delle risposte. Questo è veramente assurdo. Io ho partecipato venerdì scorso, eravamo giù a Palermo al fianco di Matteo Salvini, perché anche quello è un messaggio che noi si sta delegittimando un'istituzione, perché questo processo, al di là di quello che è il contesto generale, di quelle che sono le accuse, di quello che gli si imputa a Salvini, di quello che... Ma noi una sentenza di questo genere delegittima un ministro. Una sentenza di questo genere, in qualsiasi altro ministro domani voglia fare seguendo quello che è il suo compito, quello che è il suo dovere, fa un'iniziativa, arriva la magistratura, arrivano i giudici che ti mettono alle sbarre. Ma signori, ma di che cosa si sta parlando? Ma di che mondo stiamo vivendo? Chiaro. E ricordiamo oggi su Repubblica è il ritratto di cattivissimo Salvini, lo chiamano così, signori, e penso che sia una frase stupenda che ricorda cattivissimo me, il cartone che tutti quanti, anche grandicelli, sono certo abbiamo visto. Cattivissimo Salvini, l'ultima esultanza porta l'odio oltre i limiti. E qui capisci, insomma, che si vuole distruggere completamente la figura di un politico che vi sta antipatico perché dice le cose che la gente pensa. Lui ha il coraggio di dirle, invece dovrebbe stare zitto. Però ancora ascoltatori ci invitano a fare una previsione. Che cosa succederà quest'oggi in Consiglio dei Ministri riguardo sta menata dei paesi sicuri? Insomma, Giovanni Galli, qui abbiamo capito che ognuno la pensa in modo diverso, ma bisogna mettere i puntini sulle i e secondo certi magistrati non esistono paesi sicuri e quindi gli immigrati che arrivano da questi paesi ce li dobbiamo tenere, perché c'è sempre un motivo per cui il loro paese non sia sicuro, anche quello ambientale, mentre qua da noi non succede assolutamente nulla, non ci sono mai guai ambientali. Ma cosa dici mai? Ma perché nel loro paese potrebbero essere perseguitati e se sono gay, e io aggiungo che tipo di gay, perché signori c'è gay e gay, c'è una persona che vive in modo diverso la propria sessualità e ci sono quelli che ostentano la loro
l'omosessualità in centro, in Egitto, e probabilmente da quelle parti qualcuno ha qualcosa da dire. Insomma, la verità sta sempre nel mezzo. Fatto sta che oggi, Galli, bisogna prendere delle decisioni importanti, perché altrimenti, a parte sta menata dell'Albania, ma non possiamo più espellere nessuno. Questo è il sogno del Partito Democratico, continuare ad accogliere, prendere, e lo dice anche Rizzo, signori, lo dice anche Rizzo, che io amo, sapete bene, amo Rizzo perché è mio gemello, e a un certo punto ci sarà una sostituzione completa dal punto di vista lavorativo e del welfare con queste persone che arrivano nel nostro paese e si adatteranno a fare i lavori più umili, ma soprattutto verranno attenzionati completamente dal punto di vista del welfare. Tutte le spese del welfare saranno per aiutare loro. E qui bisogna, non dico cominciare a fare i cattivi, perché altrimenti cattivissimo Salvini, cattivissimo Varin, cattivissimo Galli, però bisogna far rispettare le leggi e le nostre leggi, e non inventarci strane espressioni che poi non corrispondono alla realtà. Giovanni Galli. Allora, due cose. Allora, intanto credo che ci sia l'Europa e ci sia un governo, e questi credo che in sintonia queste due istituzioni avranno deciso quali sono i paesi che sono a rischio, quali sono i paesi nei quali non si può, quelli che stavi sottolineando tu, e che mi sembra siano in due da quanto viene delineato dall'Europa, che è la Tunisia e il Bangladesh. Poi, al di là di questo, vedo lo stesso aspetto del quale si stava parlando prima, di che cosa vogliamo essere noi come nazione. Ci sono tante nazioni in giro, e a me, devo dirti, che mi ha entusiasmato quando ho letto una dichiarazione del ministro australiano, quando ha detto: a casa nostra siete tutti, vi accogliamo tutti a braccia aperte, a condizione che parliate la nostra lingua, che seguiate le nostre abitudini, tutto quello che sono le regole che ci sono per gli australiani ci devono essere anche per quelli che arrivano da fuori. Qui mi sembra che sia l'esatto contrario. Noi dobbiamo sottostare a delle regole, per gli altri bomba libera tutti. E allora io credo che arriveremo, secondo me, un giorno, come ha detto quel nostro ascoltatore che è intervenuto prima, che partiranno i pullman, che partiranno i treni, che partirà tutto, perché anche a sinistra ci sono anche persone di sinistra, devo dirti, che non accettano più questa politica del PD. Non accettano più, perché non si può più consentire di essere aperti a qualsiasi iniziativa. Non so se avete letto quello che è successo qui in Toscana, che addirittura volevano riservare la piscina un'ora al giorno alle donne musulmane, perché loro non vogliono stare con le nostre donne e non vogliono trovarsi in piscina con le nostre donne. Scusa un attimo, siete voi che siete venuti in Italia, ci sono delle regole, voi avete necessità di venire in piscina, la piscina è aperta per tutti, noi non la chiudiamo a nessuno, ma non puoi te imporre a me le regole della tua cultura. Mi dispiace, ma non è accettabile. Abbiamo capito che per loro è più importante la Sharia della nostra Costituzione e dobbiamo integrarli in questo modo. Grazie a Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega in Toscana. Tanta gente ti saluta, tra cui Davis scrive: ero sempre in curva sud a vederti difendere la porta del nostro Milan, grande uomo. Hai sempre tanti che ti ricordano caramente. Ciao Giovanni. Grazie, ciao, grazie a voi.
Buon lavoro a Giovanni Galli, signori. Manca una manciata di minuti a mezzogiorno. Resto qui ancora per un attimo per ricordarvi ancora qualche evento targato Lega o soprattutto qualche meditazione che gira sui social in queste ore. Il caso Albania e il processo a Salvini lo dimostrano. La politica è entrata nei tribunali. Il problema è che l'opposizione e i magistrati vogliono ribaltare le politiche fatte da un governo liberamente eletto dai cittadini italiani, scrive Nicola Porro. Da Porro a Del Debbio, già è discutibile se non illegittimo che uno Stato dichiari insicuro un altro Stato. Qui è un pezzo di Stato che lo fa, arrogandosi un diritto che non ha. E se lo ha, da domani nel mondo, ogni giudice sarà autorizzato, ogni tribunale potrà decidere se uno Stato sia sicuro o no. Non servono più neanche i servizi segreti, ci pensano i PM e i signori giudici. E intanto il Tempo svela l'ultimo sondaggio, PD sinistra ai minimi dal voto di giugno. Meloni veleggia intorno al 30%. Ullala! Terribile questa foto che gira sui social. Continuate a mandare soldi in Ucraina. E si vedono le auto inghiottite dal fango. Migranti in Albania, il PD sciacallo sa solo aggrapparsi ai giudici. In visibilio per lo stop al piano Albania, i Dem rilanciano. Ecco la richiesta all'Europa di aprire una formale procedura di infrazione contro l'Italia. Lo faranno e come? Guarda un po' questa qua. Eh sì, ci sono i pacifisti che manifestano. 30 secondi di pacifisti. Sul cursore sentiamo e guardiamo, dai. Non parte, è un peccato, mi faceva godere questa roba. E allora quest'altra, questa è da censura invece, Per fortuna è stata censurata. Bene, no, sono contento che sono robe poi dopo che arrivano, sempre qualcuno che protesta. Al posto di pensare agli immigrati, dovevi pensare a mettere in sicurezza l'Emilia-Romagna. E poi c'è un epiteto che non riferisco. Tutto riferito a una tale Schlein. Va bene, ok. Verona, straniero aggredisce gli agenti con un coltello, poliziotto spara e uccide. Il motivo per cui oggi su Repubblica si parla di cattivissimo Salvini. È Legambiente che nel luglio 2019 ha denunciato Salvini per sequestro di persona. Ma quale ambientalismo? Promuovono solo la caccia agli avversari politici. Basta spazi e collaborazioni a queste associazioni, ci scrive il senatore Manfredi Potenti. L'ultima frase è di Francesco Cossiga. In Italia non importa quanti voti hai, se possiedi la magistratura. Governi. Da Sammy Varin per il momento è tutto. Troverete tutto quanto ho detto e fatto questa mattina sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Io torno naturalmente domani. Sveglia con Sammy Varin dalle 7:30.